Buonasera, bentornati a un nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. La nota azienda sandonatese TMS si è esposta per chiarire e contestare gli attacchi di alcuni dei partiti politici locali. Vediamo il servizio. Gravi le accuse che hanno colpito la TMS, nota azienda del Sandonatese specializzata in tecnologie meccaniche e operativa dal 1987. Gli attacchi provengono da due partiti politici locali, il Partito dei Comunisti Italiani e il Circolo Città del Piave, i quali sostengono che l'azienda in questione non paghi i propri dipendenti, ma anzi speculerebbe su di essi. Le motivazioni espresse dai rappresentanti politici Marina Alfieri e Alberto D'Andrea sono due. Non si sa come la TMS possa parlare di crisi quando, per evadere gli ordini, è costretta a far fare gli straordinari ai dipendenti, sostengono Alfieri e D'Andrea. I nostri dipendenti sono sempre stati pagati, abbiamo risentito molto della crisi, ma l'azienda ha corrisposto ai dipendenti 32 mensilità su 33 e 2 tredicesime negli ultimi 2 anni e mezzo, si difende il titolare Antonio Spinazzè. Si tratta anche di situazioni determinate da fattori complessi che non è facile ridurre a delle battute o degli slogan propagandistici dicendo che la crisi non esiste, è stata simulata dall'imprenditore per speculare sulla pelle dei dipendenti. Purtroppo la crisi esiste, è ancora grave e diffusa, presenta vari aspetti, non ultimo quello della crisi del sistema creditizio, per cui l'azienda non può utilizzare i fidi bancari che le consentivano di avere liquidità attraverso il pagamento anticipato delle fatture. Quindi questo ha messo sicuramente in difficoltà l'azienda anche nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti. Ma l'azienda non ha licenziato alcun dipendente nonostante la crisi, precisa Spinazzè, e al contrario ha pagato regolarmente gli straordinari qualora ce ne fosse bisogno. Del tutto fantasiosi gli attacchi politici subiti, conferma il titolare, accusato inoltre di ricattare i propri dipendenti stranieri. Stiamo recuperando ciò che questa crisi ci ha fatto perdere, continua Spinazzè, e contiamo di rimanere sempre al passo del costante progresso tecnologico per offrire una grande qualità ai nostri clienti. Ci sono delle difficoltà. L'azienda sta organizzandosi, ha modificato anche il mix produttivo, le attività produttive, orientandosi verso produzioni a più alto valore aggiunto. Quindi, pur essendo ancora in difficoltà, le prospettive sono tali che consentono di prevedere che in tempi relativamente brevi, un paio d'anni al massimo, l'azienda possa recuperare una posizione di completa autosufficienza e in grado di pagare tutti gli arretrati che ha accumulato nel tempo.